Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Oggi autopsia decisiva per chiarire come è stato ucciso Gabriele Vaccaro, il giovane di Favara assassinato a Pavia. Ora il sedicenne accusato dell'omicidio è in stato d'arresto. Lunedì i funerali nel comune d'origine e il lutto cittadino. Giallo a Palermo va in ospedale per un mal di testa e i medici gli trovano un proiettile e lo operano d'urgenza. Il giovane originario di Carini ha detto di non sapere che gli avevano sparato e neanche i medici che gli avevano curato nei giorni scorsi una ferita al capo si erano accorti del proiettile nel cranio. Gibilmanna esce di prigione e va ai domiciliari con braccialetto elettronico. Il Santone arrestato per maltrattamenti sui minori della comunità nel bosco. Schifani e Aniscemi, tra pochi giorni consegneremo 25 alloggi a una settantina di sfollati, 150 le famiglie ancora da ricollocare, tutte in alloggi in affitti pagati dal comune. 57 le aziende che hanno ottenuto ristori. Il sindaco Conti: nessuno sarà lasciato indietro, non ci sarà un nuovo 97. Inaugurata a Marsala la comunità che accoglie, è destinata alle famiglie temporaneamente senza casa. È un vecchio edificio scolastico inutilizzato, completamente ristrutturato. Lo gestirà la cooperativa sociale Badia Grande. Tra poco incontreremo Claudia Savarino, eccola qui, la giovane poetessa di Agira che il 7 maggio riceverà dal presidente Mattarella il titolo di Alfiere della Repubblica per la sensibilità che esprime nelle sue liriche. Calcio per il Palermo e vigilia di campionato, domani rosanero in campo a Reggio Emilia. Inzaghi va verso la conferma della formazione tipo. In Lega Pro il Catania perde Corbari per la sfida in trasferta contro l'Atalanta Under 23. Un problema in più per Mimmo Toscano che dovrà ridisegnare il centrocampo. Bentrovati, oggi autopsia decisiva per chiarire come è stato ucciso Gabriele Vaccaro a Pavia. Dopo l'esame, la salma sarà restituita alla famiglia per i funerali, in programma per lunedì a Favara, in lutto cittadino. Davide Sardo. A fare chiarezza sarà l'autopsia. L'esame è ritenuto decisivo per stabilire le cause esatte della morte di Gabriele Vaccaro. Servirà anche a capire se il 25enne favarese, trasferitosi da pochi mesi per lavoro nel Pavese, si sarebbe potuto salvare con un intervento immediato del 118. Dopo l'autopsia, la salma sarà dissequestrata e riconsegnata ai familiari. Subito dopo partirà il viaggio di ritorno verso Favara, dove la comunità attende il rientro del giovane. I funerali saranno celebrati lunedì pomeriggio nella chiesa madre. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Intanto vanno avanti le indagini. È stato arrestato il sedicenne egiziano accusato dell'omicidio. Il giudice ha disposto la custodia cautelare nel carcere Beccaria di Milano, respingendo la richiesta ai difensori che avevano chiesto i domiciliari o in subordine il trasferimento in comunità. Il giovane è accusato anche di tentato omicidio per aver ferito un amico della vittima. Altri 4 ragazzi sono indagati per omissione di soccorso e concorso in omicidio. Favara si prepara all'ultimo saluto, mentre gli inquirenti continuano a lavorare per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Il momento è veramente forte ed è un'esperienza dolorosa e ci troviamo nuovamente a vivere questo tempo sospeso. Il nostro pensiero va soprattutto ai familiari per questa triste notizia, per questa situazione così tragica che non ha spiegazioni, non ha ragione, perché la violenza non può avere mai nessuna giustificazione. Giallo a Palermo, operato in ospedale un ragazzo di 17 anni di Carini con un proiettile conficcato in testa. Ai medici aveva detto di avvertire mal di testa e che nessuno gli aveva sparato. E i medici che gli avevano curato una ferita giorni fa non si erano accorti di nulla. I particolari da Marco Gullà.
avere un proiettile conficcato nel cranio senza saperlo. È la vicenda incredibile che ha coinvolto un ragazzo di 17 anni di Carini, ricoverato nei giorni scorsi all'ospedale Villa Sofia a Palermo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, lo scorso 11 aprile a Carini ci sarebbe stata una rissa. Il giovane si sarebbe poi presentato alla guardia medica del paese in provincia di Palermo con una ferita dietro l'orecchio che è stata saturata, senza che i sanitari sospettassero si trattasse dell'effetto di un colpo d'arma da fuoco. Nei giorni successivi il ragazzo ha continuato ad accusare mal di testa e dolore all'orecchio, motivo per cui si è recato all'ospedale Villa Sofia, dove però non era emersa la presenza del proiettile. A chiarire la situazione è stata una TAC eseguita in un laboratorio privato dove è stato individuato il corpo estraneo nel cranio. I sanitari hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine e disposto il trasferimento in ospedale. I medici del reparto di neurochirurgia di Villa Sofia hanno quindi eseguito un intervento chirurgico rimuovendo un proiettile probabilmente calibro 9. Se la pallottola fosse andata oltre anche di pochi millimetri avrebbe potuto avere effetti e conseguenze devastanti o addirittura provocare l'immediata morte del 17enne. Un fatto gravissimo su cui ora indagano le forze dell'ordine. A Catania, scoperto dalla polizia un nascondiglio di armi e munizioni in un edificio di Viale Moncada a Librino. Sono stati trovati 2 fucili e 22 cartucce. Le armi saranno sottoposte ad analisi balistiche per accertare se siano state utilizzate per commettere crimini e per verificare se vi siano impronte utili per le indagini degli investigatori. A Palermo un boss mafioso, il costruttore 83enne Franco Bonura, che ha scontato già oltre 20 anni di carcere per associazione mafiosa, è stato nuovamente condannato con rito abbreviato a 18 anni e 2 mesi di carcere. Sviluppi nel caso della comunità nel bosco a Gibilman, arresti domiciliari e braccialetto elettronico per Mark Kopinar. Il santone è arrestato per maltrattamenti su minori. Emanuela Corsi. Nessuna scarcerazione, ma arresti domiciliari e braccialetto elettronico per Mark Kopicar, il santone della casa nel bosco di Gibilman, arrestato lo scorso 1 aprile per maltrattamenti su minori in concorso. A deciderlo il Tribunale del Riesame, che ha respinto la richiesta avanzata dai legali dell'uomo. Per l'accusa, Kopicar ha compiuto con alcuni genitori presenti nella comunità violenze, soprattutto psicologiche, sui 2 bambini di 11 e 7 anni da cui è nato il caso. Quella che inizialmente venne indicata come la casa del bosco siciliana in realtà era una setta composta da 15 persone, dove Kopicar era il santone. Gli adepti lo chiamavano Shanti. L'uomo costringeva i bambini, ospiti della comunità nel bosco, a fare le ronde notturne attorno al casolare in cui vivevano. I piccoli indossavano delle torce sulla testa ed erano costretti a girare per avvertire gli adulti dell'eventuale presenza di estranei. Inoltre non gli dava da mangiare adeguatamente. I bambini non andavano a scuola, non sapevano leggere né scrivere e contavano a malapena fino a 20. Non potevano frequentare coetanei, non erano vaccinati, dormivano su materassini gonfiabili. A fine marzo sono stati allontanati dai giudici del Tribunale dei minori affidati al nonno di uno dei 2. Kopicar ha il divieto di comunicare neppure telefonicamente o con mezzi epistolari o telematici con persone diverse da quelle conviventi o che lo assistono. Visita a sorpresa del presidente della regione Schifani a Niscemi. Ha annunciata la consegna di 25 alloggi agli sfollati, ma l'emergenza abitativa non si esaurisce qui, oltre ai cantieri in corso e all'inchiesta della Procura. Gerry Italia. È arrivato senza preavviso direttamente nei luoghi simbolo dell'emergenza. Il presidente della regione Renato Schifani ha effettuato un sopralluogo a Niscemi negli alloggi di social housing di Via Spagna destinati alle famiglie sfollate dopo la frana di gennaio. Una visita che segna un'accelerazione. Entro pochi giorni saranno consegnati 25 appartamenti ad altrettanti nuclei familiari, per un totale di circa 70 persone che troveranno una sistemazione stabile dopo mesi di precarietà. Stiamo facendo squadra, io vigilo quotidianamente su quello che avviene a Niscemi in termini di presenza dello Stato e della regione
della protezione civile, e a 90 giorni dalla disgrazia io credo si sia fatto molto. Gli alloggi, già oggetto nei giorni scorsi del sopralluogo del delegato Duilio Longi, sono stati assegnati attraverso una procedura straordinaria per privilegiare le famiglie colpite dagli sgomberi, ma l'emergenza resta aperta. Sono ancora 150 i nuclei familiari da ricollocare, attualmente ospitati in abitazioni in affitto con contributo pubblico. La visita è proseguita poi nel cantiere della Reggia Trazzera Niscemi San Michele di Ganzeria, dove sono in corso lavori urgenti di ripavimentazione. Noi continueremo sempre a vigilare sui lavori di somma urgenza, perché è giusto che noi si faccia il nostro dovere di vigilanza. Non manca però il capitolo giudiziario. La Procura ha aperto un'inchiesta sulla gestione dell'emergenza che coinvolge gli ultimi 4 presidenti della regione. Faremo la nostra parte, chiariremo quello che c'è da chiarire. Io in questi anni ritengo di aver fatto quello che era giusto fare, il massimo di dovuto fare all'indomani della disgrazia. Dal comune arriva un messaggio di cautela, ma anche di determinazione. Il sindaco Massimiliano Conti sottolinea: non sarà un nuovo 97. Mi lascio scivolare le polemiche, lavoriamo a testa bassa sulle problematiche e troviamo le soluzioni. Intanto, tra consegne imminenti e cantieri aperti, Niscemi resta un territorio in bilico dove l'emergenza non è ancora finita, ma la macchina istituzionale prova a dare risposte sotto i riflettori. Inaugurata a Marsala la comunità che accoglie, è destinata alle famiglie senza casa, ma non è un dormitorio, però piuttosto un focolare per dare supporto al reinserimento lavorativo, abitativo e sociale. Laura Spanò. Un vecchio edificio scolastico abbandonato diventa un luogo di accoglienza per gli ultimi. Accade a Marsala, in Contrada Perino. L'edificio completamente ristrutturato è pronto ad ospitare uomini, donne e nuclei familiari che si trovano temporaneamente senza abitazione. A loro disposizione 4 mini appartamenti autonomi e 4 alloggi compatti. Avranno a disposizione anche spazi comuni per favorire la socialità, con cucina professionale per pasti condivisi e un'estesa area che circonda l'edificio destinata al verde per promuovere la terapia naturale e il benessere quotidiano. La struttura nasce dalla volontà di offrire non solo un tetto sicuro a chi ne ha bisogno, ma soprattutto un punto di partenza per un percorso di integrazione e crescita personale. La gestione è stata affidata alla cooperativa sociale Badia Grande e il progetto unisce i comuni di Marsala e Petrosino. Ci saranno momenti di formazione per i ragazzi, momenti di convivialità e ci auguriamo che tutto questo possa portarli verso, come dicevamo, l'autonomia sociale e lavorativa e abitativa. Questo è il nostro proposito. A Gela resta inaccessibile, soffocato dalla sabbia, il porto rifugio, progettato soprattutto per l'approdo delle barche da pesca, fondamentale per l'economia locale. I lavori non partono, i fondi rischiano di tornare indietro e ora l'amministrazione comunale alza i toni. Gerry Italia. A Gela il porto rifugio è fermo, isolato e soffocato dalla sabbia. Da oltre 30 anni i fondali insabbiati impediscono l'accesso, mentre i lavori di dragaggio restano solo sulla carta. Un'infrastruttura strategica nel cuore del Mediterraneo, di fatto fuori da ogni rotta commerciale e turistica. E mentre il tempo passa cresce anche lo scontro istituzionale. Il comune denuncia silenzi e ritardi da parte dell'autorità portuale. Nessuna risposta alle richieste di incontro, nessun passo avanti concreto. Nel frattempo restano bloccati anche i fondi, 4 milioni di euro di compensazioni destinati ai primi interventi, risorse che adesso l'amministrazione è pronta a riprendersi. Noi siamo pronti anche a valutare l'ipotesi di prendere i nostri 4 milioni di euro delle compensazioni che avevamo già messo, all'interno del protocollo, proprio per cercare di capire cosa dobbiamo fare per la prospettiva. Parole che segnano un cambio di passo. Il rischio concreto è quello di uno strappo istituzionale con la revoca dell'accordo siglato negli anni scorsi. Sul fronte nazionale il progetto è ancora impantanato nelle procedure, serve una nuova valutazione ambientale mentre si attende la versione aggiornata del piano di dragaggio. Intanto però il porto resta fermo e con lui le prospettive di sviluppo del territorio. Dal nostro punto di vista è quasi come se dall'autorità portuale ci fosse un disinteresse. Ora noi non riusciamo a capire perché come ente non ci viene data la possibilità di poter incontrarci e pianificare un programma che possa dare al porto non solo interventi tampone così come è stato negli ultimi mesi, ma quell'intervento definitivo che dia dignità al porto della nostra comunità. E mentre il comune alza la pressione, anche i comitati locali chiedono interventi immediati e spingono per un incontro col prefetto, perché il tempo a Gela sembra essersi fermato e ogni ritardo rischia di pesare sempre di più.
Dal mare ai vulcani, l'origine dell'Etna è completamente diversa da quella di tutti gli altri vulcani al mondo. Lo rivela uno studio dell'Università di Losanna in collaborazione con l'Istituto Geovulcanologico di Catania. Lorena Dolci. Un vulcano unico al mondo. I figli dell'Etna orgogliosamente l'hanno sempre saputo, ma confermare un'origine particolare adesso è un team di ricercatori dell'Università di Losanna, secondo cui il vulcano siciliano non rientra in nessuna delle grandi famiglie esistenti. A differenza dei vulcani tradizionali, dove il magma si genera poco prima di eruttare, l'Etna sarebbe alimentato da sacche di magma già presenti nel mantello superiore, a circa 80 km di profondità, che verrebbero poi spinti verso la superficie da movimenti tettonici, un po' come quando si spreme uno spugna. Lo studio appena pubblicato è stato condotto in collaborazione con una ricercatrice dell'Istituto di Vulcanologia di Catania. Questo studio per la prima volta sostiene che i magmi provengono da una regione che si chiama Low Velocity Zone, che sostanzialmente si trova compresa tra la stenosfera e la crosta. Per arrivare a queste conclusioni il team ha analizzato campioni di lava raccolti sull'Etna, ricostruendo l'evoluzione chimica delle eruzioni dalla nascita del vulcano fino ai giorni nostri. Questo lavoro sostanzialmente consente di poter dare una sorta di interpretazione unica e di giustificare sia le prime manifestazioni vulcaniche dell'Etna, che si sono verificate circa 500.000 anni fa, sino alle manifestazioni più recenti del vulcano, che hanno visto la produzione di numerosissime colate laviche. Una bella storia da Gira, vicino a Enna, dove vive Claudia Savarino, una giovane poetessa che frequenta l'ultimo anno di scuola e che il 7 maggio riceverà dal presidente Mattarella il titolo di Alfiere della Repubblica. Questo per la sensibilità con la quale affronta attraverso i versi temi di grande profondità umana. L'ha incontrata Eva Spampinato. Claudia tra poco compirà 19 anni, frequenta l'ultimo anno del liceo di Scienze Umane di Agira in provincia di Enna. È una ragazza sensibile che ha vinto la sua timidezza grazie alla lettura, alla scrittura e in particolare alla poesia. Con la poesia riesco davvero a essere me stessa, e poi se riesco anche ad avere un ruolo per la società ed essere un esempio positivo è ancora meglio. E proprio per queste sue doti, per la sensibilità con cui affronta attraverso i versi temi di grande profondità umana, il presidente Mattarella l'ha nominata Alfiere della Repubblica, insieme ad altri 27 giovani che si sono distinti in tutta Italia. Io che scrivo poesie, lì per la prima volta forse non ho avuto parole. Attitudini personali che trovano forza e consapevolezza grazie al prezioso supporto di docenti attenti e presenti. Spesso trattiamo il tema della disabilità, dell'inclusione, dell'autismo e i miei professori mi chiedono di scrivere una poesia. In tempi in cui la tecnologia prende il sopravvento, Claudia ci insegna a tornare a guardare dentro di noi e usare il pensiero critico. Mentre la poesia ti costringe in un certo senso a rielaborare, a essere tu il padrone di quello che stai dicendo, invece ChatGPT ti restituisce qualcosa di freddo, di distaccato. Quindi oggi, in questa era digitale in cui siamo immersi, dobbiamo recuperare la parola e soprattutto il pensiero, anche le emozioni. Ci esprimiamo con le emoji. Nel 2024 con la poesia Farfalle Bianche Claudia ha vinto la menzione d'onore in un premio intitolato alla memoria di Roberta Siragusa, vittima di femminicidio. Viviamo lo stesso tempo che vivono le farfalle, poche ore, un mese, le più fortunate un anno, ma noi non siamo farfalle, siamo donne. Ha ragione e complimenti a Claudia Savarino. Andiamo a Siracusa, a 2 anni dall'apertura diventa sempre più un modello di inclusione l'Accademia Sartoriale nel cuore della borgata, aperta in un immobile confiscato alla mafia. Ora nasce la rete Le Tele di Aracne, con la nuova associazione in campo per aiutare i soggetti fragili a imparare un mestiere. Francesco Aloi. La volontà di collaborare con le Tele di Aracne viene messa nero su bianco. Con questa firma entrano in campo nuovi partner e il progetto sociale diventa rete.
Una famiglia quindi che si allarga. Noi abbiamo coinvolto in questa fase gli enti del terzo settore, le istituzioni pubbliche, le parrocchie che sono particolarmente radicate sul territorio. Una rete che ha un obiettivo: aiutare le persone considerate fragili a costruire un futuro migliore. Borse, abiti, ricami, tutto viene creato in questa accademia sartoriale. Fare produzione artigianale di pregio, dando all'interno di questa accademia delle prospettive lavorative a persone in esecuzione penale o comunque persone a disagio sociale, è veramente una cosa eccezionale. Tutto quello che vedete è made in Sisli, o meglio, made in Borgata. Sì, perché l'Accademia si trova nel cuore della borgata Santa Lucia, in un quartiere tanto centrale quanto difficile, dove così si ha un presidio di legalità. Ci troviamo in un bene confiscato alla mafia, che era completamente diluito, oggi vedete interamente riqualificato. Ma qui, oltre alla formazione, si punta all'inserimento nel mondo del lavoro. Ago e filo, quindi, per cucire non solo un tessuto, ma il proprio futuro. E questo sarà un fine settimana da tutto esaurito nei siti culturali siciliani, complice il lungo ponte che comincia domani con la festa della liberazione e l'ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici in tutta la Sicilia. Davide Sardo. Un fiume inarrestabile di visitatori, Valle dei Templi già presa d'assalto come mostrano queste immagini, code, smartphone alzati e volti rapiti dalla bellezza. È solo l'inizio. Per il lungo ponte della festa della liberazione, la Sicilia si prepara a un vero boom nei siti culturali, tutti gratuiti per l'occasione. Agrigento si conferma tra le mete più ambite con il suo patrimonio unico che continua ad attrarre visitatori da ogni parte del mondo. Da qui lo sguardo si allarga a Catania, con i riflettori puntati su Palazzo della Cultura e sull'Anfiteatro Romano, simboli di una città viva tra storia e contemporaneità. A Palermo, protagonisti il Palazzo Abetellis e il Castello della Zisa, tappe imprescindibili per chi sceglie il capoluogo. Nel trapanese richiamo internazionale per il Parco archeologico di Selinunte, tra i complessi archeologici più vasti d'Europa. A Messina immancabile il Teatro Antico di Taormina, con il suo scenario unico sospeso tra mare e storia. Infine Siracusa, con l'area archeologica della Neapolis, cuore pulsante della classicità. Un'offerta culturale ampia, diffusa, capace di unire territori e identità diverse in un unico grande racconto. E in questo lungo weekend tra arte, storia e primavera, la Sicilia si conferma ancora una volta protagonista. Per residenti e turisti c'è solo l'imbarazzo della scelta. Sì, ha perfettamente ragione. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con un'altra tegola per Toscano. A centrocampo mancherà anche Corbari contro l'Atalanta Under 23. Vi racconteremo tutto tra poco, state con noi. Calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani sarà impegnato a Reggio Emilia. Inzaghi va verso la conferma della formazione tipo. Marco Gullà. Nel giorno della liberazione il Palermo proverà invece a rimanere agganciato al treno della promozione diretta. Rosanero domani impegnati a Reggio Emilia contro la Reggiana, una partita che può rappresentare una nuova occasione di rilancio qualora il Monza oggi non faccia risultato contro il Modena. Pippo Inzaghi dovrebbe insistere ancora sulla formazione tipo delle ultime due partite. Una sola novità sembra esserci all'orizzonte: il rientro di Joronen tra i pali dal primo minuto. Buone notizie anche dall'infermeria. Jonsen è tornato ad allenarsi in gruppo e spera nella convocazione. Rientra anche Peda che ha scontato il turno di squalifica. L'unico indisponibile è il francese Gomes. Ma sulla tre quarti Inzaghi va verso la conferma di Palumba e Leduaron che sosterranno Poyampalo in attacco. A centrocampo Rui Modesto va verso la conferma a tutta fascia, visti i netti miglioramenti dell'ultima partita. Per il resto solito schieramento con Segre, Ranocchia e Augello. Domani a Reggio Emilia, fischio d'inizio alle 15.
Il Catania lavora sempre in vista della partita di domenica pomeriggio contro l'Atalanta Under 23. Dalla trasferta lombarda dipenderà la conquista del secondo posto in classifica. Non ci saranno lo squalificato Quaini e neanche Corbari. Francesco Triolo. Una nuova tegola per il Catania, un dubbio in più per Mimmo Toscano. Per l'ultima gara della stagione regolare, la trasferta di domenica pomeriggio a Caravaggio contro l'Atalanta Under 23, il tecnico rosso-azzurro non potrà contare su Andrea Corbari. Il centrocampista, costretto a lasciare il campo anzitempo nel corso della gara con il Potenza a causa del riacutizzarsi di un fastidio già accusato nelle settimane precedenti, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. La comunicazione è arrivata direttamente dalla società. Corbari ha già intrapreso il percorso di recupero, ma oltre a lui non saranno disponibili per la trasferta contro l'Atalanta Under 23 anche Rolfini, Casasola, altro atleta in fase di recupero, e lo squalificato Quaini. Così le soluzioni a centrocampo per il tecnico rossazzurro saranno limitate. Ci sono due giocatori di ruolo come capitani di Tacchio e Di Noia, con Jimenez che potrebbe rappresentare un'opzione legata più ad una soluzione che prevede un regista, così come nella seconda parte della partita contro il Potenza. Ipotesi che il tecnico ha tempo di provare sino a sabato. La squadra infatti svolgerà tutte le sedute in città per trasferirsi a Bergamo dopo la rifinitura di sabato mattina, e sull'aereo Toscano avrà già le idee chiare sul Catania da schierare contro l'Atalanta per mantenere la seconda posizione in classifica, fondamentale in chiave playoff. E noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.